Forse pochi conoscono la leggenda che dietro ad esso si cela. Una ragazza veneziana dell'alta società, innamorata di un ufficiale austriaco. Un amore proibito, perché gli austriaci erano il nemico che soggiogava la Serenissima. La fanciulla venne esiliata fuori Venezia, il poverino invece fu ucciso a pugnalate. La veneziana, sconvolta, contattò una strega, che a sua volta contattò il diavolo in persona. Lui avrebbe fatto ricomparire il ragazzo austriaco in cambio di un'ampolla con dentro le anime di 7 bambini nati morti mai battezzati. I 3 si diedero appuntamento sul ponte la notte della vigilia di Natale. La strega chiamò il diavolo, che apparve insieme al giovane austriaco, il quale molto velocemente prese la sua amata e scomparve con lei. Di loro non si seppe mai più nulla. Ora era il momento dello scambio, e qui la leggenda cambia in base a chi la racconta. Alcuni dicono che la strega morì in un incendio provocato dalle sue magie. Altri dicono che la strega fu uccisa da un uomo che aveva assistito alla scena e che temeva per le anime dei 7 bambini. Fatto sta che il diavolo finì per non avere nulla in mano. Così appare sul ponte ogni vigilia di Natale, sotto forma di gatto nero, ad aspettare inutilmente che la strega paghi il suo debito. Fra le colline della strada del Prosecco, Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia, è un paradiso dei sensi.